La società di vendita Luce e Gas Enerxenia e l'amministrazione comunale di San Donà di Piave accendono la luce sull'importante tematica della sensibilità ambientale tra i più giovani. È per questo che nei giorni scorsi l'azienda del gruppo ACSM Agam ha voluto donare 3.500 borracce in alluminio alle scuole elementari e medie del territorio. L'obiettivo è la riduzione del consumo di bottiglie in plastica e la promozione di comportamenti attenti all'ambiente. Il gesto di consegnare una borraccia in alluminio ha proprio questo significato, e cioè riflettere sul valore dell'acqua, riflettere sul tema di una sostenibilità legata all'uso della plastica che non ci possiamo più permettere, come pure di evitare che la plastica, come accade, vada a contribuire all'inquinamento ambientale o dei mari, che è un altro grande problema da affrontare e risolvere. Quindi un gesto semplice ma carico di valore, e sono contento che sia stato apprezzato e condiviso dagli stessi ragazzi. Sono soddisfatto soprattutto degli interventi che hanno fatto il sindaco e la vice sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, quando hanno detto: adesso dobbiamo prendere in mano la situazione per evitare di trovarci di fronte a problemi non superabili quando sarà il nostro turno di essere adulti. La campagna, con questa iniziativa estesa a tutti i territori in cui Enerxenia è presente, si rivolge in particolare alle giovani generazioni, protagoniste delle nuove sensibilità in materia di rispetto delle risorse naturali. Questo è un gesto simbolico, quello che abbiamo voluto fare oggi e che stiamo facendo nei territori che presidiamo. È un coinvolgimento dei più giovani su una tematica che abbiamo estremamente a cuore, che è quella del riciclo, della circolarità, è quella dell'attenzione all'ambiente, è quella dell'acqua pubblica, è quella di guardare al futuro con degli occhi diversi, facendo dei piccoli gesti che poi sono quelli che cambiano la vita di tutti. Cosa percepite da questi ragazzi quando fate questi eventi con loro? Ogni volta siamo stupiti perché sono molto più avanti rispetto a quanto ce li aspettiamo, sono molto più coinvolti, molto più attenti, molto più partecipi di quanto ognuno di noi possa immaginare.